La prima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra il Capurso, al debutto assoluto nella categoria, e la Meta Catania, campione d'Italia in carica. Buonasera da Davide Menolascina e benvenuti al Pala Pinto di Mola di Bari. Squadra nel tunnel, pallone brandizzato quinto. Fischietto in bocca per Pezzuto, inizia ufficialmente Capurso, meta. C'è Sacon, Draoski. Cerca direttamente la porta, il pallone passa e la meta dopo 5 minuti è avanti 1-0 con il primo gol in campionato di Tomas Draoski. Ha aspettato il momento giusto per andare a calciare in porta. Match sbloccato. Ecco anche il replay. Piattone che passa tra Perri e Micoli. Sì, che va a infilarsi in porta anche con la camera postata sulla linea di fondo. Andiamo a vedere quello che è stato il gol dell'1-0. Allora può ripartire Poda per vie centrali, ha un po' di spazio, buona la palla per Anas sul secondo palo. Grandinetti tocca e beffa Micoli. 0-2 Meta Catania all'inizio del 7° minuto. Sei minuti 15 secondi trascorsi. Sfortunata deviazione di Grandinetti. Anas la gira, Grandinetti la tocca con il tacco alla fine. Fa 0-2, impossibile per Micoli arrivare sul pallone. Anas in avanti da Pulvirenti, tacco di ritorno, Anas calcia in maniera non pulita, Micoli riesce in tuffo. Parte ancora Draoski, stavolta sceglie il pallone verso Podda che calcia senza trovare lo specchio. Nicolas Lamas che poi va verso la porta, arriva un tocco di Sacon, palla sul palo, sarebbe stato tutto buono dopo il tocco di Sacon. Ancora Grandinetti alla battuta del calcio d'angolo, sempre per il giocatore più distante. Servito, controllo non perfetto, prova con il sinistro, trova la risposta di Sichera e Perri sta dicendo proprio questa a Grandinetti. Draoski, Micoli va per terra, arriva Pires a strappare il pallone, manda in profondità Lamas. Buon rientro da parte di Anas, Lamas col sinistro, sfiora l'1-2. Grandinetti la chiama sulla destra, Lamas vuole un varco per andare a calciare in porta, trova la deviazione, credo di Sacon con la schiena. Lamas la alza, Pires con il sinistro al volo, mezzo metro distante dalla porta di Sichera, palla sul fondo. Buono il pallone per Podda di prima, Draoski col destro, ad un passo dello 0-3. La palla c'era del Capurso, Perri prova a saltare Draoski che però non abbocca la sua finta. Lamas, ancora Draoski in scivolata primavera. È l'ultima occasione del primo tempo che si chiude con la Meta Catania avanti 2-0 con le reti di Draoski e l'autogol di Grandinetti. Squadre che fanno il loro ritorno negli spogliatoi e noi torniamo tra poco in diretta, sempre qui dal Pala Pinto, per il racconto del secondo tempo. Un po' di spazio, prova a saltare Draoski, ci riesce, sinistro di Pires, non inquadra però lo specchio. Lamas sulla palla, la alza a cercare Pires, sinistro al volo verso il secondo palo, ha postato benissimo Brunelli che libera l'area di rigore. Utrignelli cerca il pallone del ritorno, ha letto tutto però Brunelli, accompagna Pulvirenti, Brunelli si mette in proprio, calcia col destro, grande intervento di Micoli. Pulvirenti alla battuta, palla dentro! E conclusione che termina fuori di pochissimo da parte di Draoski. Intervento pulitissimo, buono scambio, Lamas Cutrignelli, attacca Lamas con l'esterno, va da Giannattasio! Accorcia le distanze il Capurso con il gol di Dario Giannattasio. Cinque minuti 49 secondi nel corso della ripresa, arriva il gol di Giannattasio, assist di Lamas, bravissimo a trovare il suo compagno che ha accompagnato correttamente l'azione. Palla per Giannattasio che da lì non poteva sbagliare. 1-2. Finta su Cutrignelli, poi Grandinetti va a contrasto, lo vince però Draoski. Pulvirenti sul secondo palo, arriva all'appuntamento Michele Podda. 3-1, Meta nuovamente avanti di 2.
10 minuti 15 secondi nella ripresa, arriva la terza rete di giornata della Meta con l'assist di Pulvirenti e il destro vincente di Podda. Tutto partito da questo contrasto vinto da Draoschi, poi Pulvirenti bravo a fare l'assist, Podda a non sbagliare da pochi passi. La Meta si riporta sul +2. Contropiede Capurso, 3 contro 1, Pires per Grandinetti, grande intervento di Siqueira. Buon pallone per Pires, cerca spazio per il sinistro, ancora Siqueira. Secondo intervento importante nel giro di pochi minuti. Pulvirenti in avanti, gran palla, Draoschi di prima, non trova la porta. Nitti di prima per Grandinetti, controllo complicato, la porta è vuota. Conclusione nello specchio, rimasto vuoto, Draoschi fa doppietta e fa 4-1 Meta. (18:18) sul cronometro della seconda frazione, massimo vantaggio per allarga per Pires, Perri finta il tiro, incrocia bene per Grandinetti che riporta il Capurso sul 2-4, primo gol in Serie A 2025-26 per Guido Grandinetti. Buona giocata Grandinetti, cerca spazio, buona suolata per Perri, sterzata Perri, tante finte, allarga per Lamas, 3-4 a un secondo dalla fine, anzi direttamente sul suono della sirena credo, perché è arrivato in contemporanea con il pallone che entrava in porta. 3-4 di Nicolas Lamas, forse è rimasto qualche centesimo di secondo da giocare, rivediamo intanto il gol di Lamas. Draoschi batte il calcio d'inizio, arriva la fine ufficiale del match, Meta Catania che batte 4-3 il Capurso al Palapinto di Mola di Bari. È tutto qui da Mola di Bari per il racconto di questa partita. L'appuntamento ovviamente alle prossime dirette sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Grazie da Davide Menolascina e buona serata.